c'è tutto, poi ha più sapore. Magicamente sei speciale, ti giuro che mi fa impazzire. Rimani sempre come se, ti prego non cambiare mai. Sei dolce quando fai l'amore, con la tua voce sensuale. Mi dici t'amo da morire, ti prego dai non ti fermare. Oggi sarà intervistato il cantante Alessio. Tra Raffaello e Gianluca con chi ti trovi meglio a duettare? E non saci scegliere, non si può decidere. Ho saputo che ultimamente hai avuto un piccolo litigio con tuo fratello Gianluca perché non ci sta a essere secondo e vorrebbe raggiungere la tua stessa fama di cantante. Vorresti dirgli qualcosa in questo momento? Facciamo pace, troppo esagerata la tua gelosia. Stefania Lai ha dichiarato che nel suo prossimo concerto vorrebbe cantare la tua canzone Senza perdono non conti ma con Raffaello. Cosa le dici? Ma che sciocca vuoi davvero, ma tu sai che non si può. Tony Colombo ti ha accusato di aver copiato alcune sue canzoni. Adesso i rapporti tra di voi sono un po' accesi. Cosa vuoi dirgli in merito? Sarà tardi per tornare indietro, io non so perdonare, sai, con me tu non esisto più. In una sua ultima intervista Nino Fiorello ha affermato di avere avuto molte più ragazze di te. Come rispondi a questa sua provocazione? Non ha senso vivere di fantasia ed immaginarti quello che non puoi. Non molto tempo fa hai avuto una seria lite con un tuo fan troppo ossessivo e siete andati anche alle mani. Vuoi dirgli qualcosa per scusarti? Quei pochi minuti hanno fatto male a te. Sembra molto difficile che il tuo fan possa perdonarti visto anche che è ancora in ospedale. Tutta colpa mia, se ma non vuoi fa pace, tutta colpa mia. Se ti nomino la cantante Nancy, qual è la prima cosa che ti viene in mente? Gli occhi di una gatta, questo corpo micidiale. È arrivata una telefonata di Nino Fiorello che è molto arrabbiato per quello che hai detto nei suoi confronti. Vuoi che te lo passo così chiarite? Facevo forte ma mosso, tremane paura. Sì, ma Nino insiste che vuole parlare con te. Digli qualcosa. Fornisce lei non mi ha telefonato. Grazie Alessio per la tua collaborazione.